Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo in un atelier famoso in tutto il mondo che parla di eleganza, di bellezza e che ci porta appunto nella storia dei costumi veneziani. Però adesso noi iniziamo a raccontare quello che è successo a Parigi, in terra francese, con la rappresentazione della commedia Vedova Scaltra di qualche giorno fa. Abbiamo in collegamento per la prima volta, con piacere salutiamo il dottor Stefano Nicolao, costumista. Pronto? Buongiorno a tutti. Parigi, la Francia è stata abbagliata da questa rappresentazione. Intanto, Vedova Scaltra di qualche giorno fa, com'è andata? Sì. Insomma, Allora, l'idea era stata quella, chiaramente con la regia di Giancarlo Marinelli, sì. di portare a Parigi un'opera di Carlo Goldoni, La Vedova Scaltra, in francese. Quindi, essendo fortunatamente in italiano, in lingua e non in dialetto, l'adattamento in francese è stato, come dicevano, meglio. Quindi ne è uscita una commedia brillante come l'originale, una bellissima edizione che con dei ritmi molto incalzanti e molto molto divertente, perché ci sono degli attori bravissimi, a capo Caterina Murino è la famosa Bond Girl, no, di 007 di Casino Royale, che ha interpretato l'unica italiana che ha interpretato la protagonista. Quindi una storia brillante di una vedova che viene corteggiata da 4 amanti, come nelle barzellette, un francese, un inglese, uno spagnolo e un italiano. E lei si trova con la cugina francese a gestire questo corteggiamento e alla fine decide, io non svelo chi sarà il prescelto, è proprio divertente il fatto che lei, un po' con una sottile furbizia molto femminile, riesce a incantare tutti, ma poi alla fine è lei che decide chi e che cosa. L'idea dello spettacolo è partita proprio da quest'idea di portare Venezia a Parigi e quindi anche la mia è stata l'idea di creare dei costumi che fossero e che ricordassero Venezia in tutti i modi, cioè con il vetro, quindi dei tessuti particolari, cangianti, molto cristallini, con delle sensazioni incredibili che sotto le luci poi hanno fatto veramente un grandissimo effetto, in una scena, in un ambiente, anche questo, che ricordava una Venezia molto poetica e luminosissima, quindi tutto brillante. Si potrebbe definire una vedova scaltra ma molto brillante. Certo, quindi grande spettacolo. Andiamo un po' ai costumi, ecco. Lei ovviamente è celebre nel mondo perché i suoi costumi sono entrati nel cinema, nel teatro, in tantissime altre rappresentazioni. Ma come riesce a realizzare questi costumi così belli? Ecco, la domanda più ovvia, ma forse è quella che ci preme di farle. Sì, allora, io devo dire che sono stato portato nel mondo, la mia sartoria, le mie capacità, ma soprattutto quello che ci tengo a sottolineare è che ha portato Venezia, perché è proprio Venezia che mi ha sempre ispirato, mi ha suggerito i colori, mi ha suggerito i riflessi, cioè Venezia, l'acqua, la luce, cioè tutto ha questa particolarità che i mosaici d'oro, i palazzi, le policromie, i colori che ci sono a Venezia, questo fatto poi che non esiste traffico automobilistico, si va a piedi e quindi c'è la possibilità camminando di poter vedere quello che è una storia incredibile di una città che è unica al mondo, e questo assolutamente mi ha sempre ispirato nel mio lavoro. Poi chiaramente io arrivo da molte esperienze, perché io ho cominciato a fare teatro come attore, dopodiché nel frattempo ero ancora al liceo, mi ero iscritto all'Accademia di Belle Arti e Architettura e poi facendo dei provini ebbi un ingaggio con Streller per il Campiello e però poi decisi a metà degli anni 70 che la mia passione
per i materiali, il colore, il costume, Venezia doveva trasformarsi proprio tra le mie mani verso una ricerca per realizzare il dietro le quinte, scene, costumi, cioè avere una matericità in quello che è proprio la sensazione che Venezia mi ribalta tutti i giorni, e da questo è quello che mi ha sempre portato avanti. Chiaramente poi la ricerca, indagare, studiare non si è mai finito, no? Gli esami non sono mai finiti, e quindi io continuo a vedere e cercare quando ho la necessità. Insegno anche all'Accademia di Belle Arti taglio storico e fashion design, all'Accademia di Verona dell'Opera e al Regio di Parma questo tipo di materia, e io insisto con i ragazzi che devono entrare nello spirito, cioè quello che mi ha guidato sempre, che è l'architettura del costume, soprattutto quando si parla di storico, costume storico. Quindi bisogna capire come le piante, no, dei palazzi, per costruire una casa, un palazzo, bisogna partire dalla pianta, e così il costume deve partire da un progetto preciso e costruirgli sopra tutta la meraviglia. Poi i decori, le cose, le stoffe, tutto viene di seguito ad aggiungersi, però l'importante è proprio la struttura, e quindi e tutto quello che c'è sotto al costume, quindi i busti, i panier, le crinoline, cioè tutta questa cosa che diventa importantissima. Ed ecco che chiaramente un po' di passaparola, anche i professionisti, i costumisti famosi, cioè vengono a Venezia, primo perché è un piacere arrivare in città, ma anche per lavorare con me, che insisto sul fatto di creare una cosa senza risparmio, cioè vedendo, aggiungendo, facendo, riprovando. Questo è poi la soddisfazione di vedere in scena, che sia un film o che sia un'opera lirica o di prosa, un risultato che è quello che tutti vogliono. Certo, e lei ha fatto un passaggio importante, si parte dai materiali e la sua capacità è di sostanziare questi materiali in magia, perché i suoi costumi sono magia. Certo. Allora, dottore, i materiali, ecco, questi tessuti, ecco, dove, come li sceglie? Allora, Sì. abbiamo delle grandi possibilità qua a Venezia, che sono soprattutto Rubelli, che è questa tessoria mitica, famosa, che ancora oggi, oltre a delle linee più moderne, continua a realizzare tessuti con il disegno, con le forme, con la qualità antica, e quindi si ritrovano, soprattutto per gli abiti storici, dei materiali che supportano proprio la veridicità, la filologia del costume. E poi Bevilacqua, che però chiaramente, essendo più particolare, perché in genere hanno anche tessuti fatti artigianali, ma hanno i telai antichi jacquard, dove viene fatta la lavorazione a mano completamente, quindi i costi sono molto importanti, molto alti, e quindi quello, insomma, è un po' per le produzioni teatrali, eccetera, insomma, è più difficile da poter realizzare, magari per le ricostruzioni più storiche, per dei musei, per delle altre importanti produzioni. E poi chiaramente ci sono più punti, tra cui anche Lione e altri punti dove la tradizione del tessuto rimane ancora legata a schemi più autentici, più antichi. Allora, dottore, però i suoi costumi implicano l'artigianato, insomma, c'è un mondo dell'artigianale, Certo. l'artigianato che diventa protagonista. Abbiamo anche la mostra Homo Faber che si incentra su questo tema dell'artigianato. È ancora vivo, è ancora importante. I giovani come la vedono? Perché senza artigianato, senza la manualità, forse è un po' difficile continuare su questa scia. Detto in primis che l'artigianato è una cosa che deve appassionare, nasce dal cuore, lo dico sempre, soprattutto un mestiere come il mio nasce appunto dal cuore, e quindi è un'attività, una cosa che implica tante sfaccettature, ma la fortuna, come dicevo io, insegnando in accademia e alle altre strutture dove si fa scuola, si insegna, riesco a reclutare
vari giovani. Nel tempo ne ho assunti molti e loro continuano molti a essere con me, e vedi che questo interesse, questa passione c'è anche per i giovani. Certo, l'artigiano ha una differenza sostanziale da quello che è il posto fisso, no? Sì, Cioè, certo. che può essere, diciamo, limitato, forse manca un pochino il cuore, cioè quello che tu metti di tuo, quello che esce proprio dal sangue, dalla passione, dalla voglia di fare, e quindi non si limita solo a un disegno, trovare una forma, ma si tratta poi di trovare il tessuto, di montarlo, tagliarlo, vederlo via via crescere, montarlo sul manichino, fare le correzioni, provarlo all'attore, all'interprete e poi vederlo vivere sul palcoscenico o sullo schermo. Quindi questa è una cosa che ho visto che molti appassiona, più che magari la moda che ha una finalità diversa. Lo spettacolo è sempre una cosa che ha un fascino, una magia che forse è un po' diversa, proprio perché c'è anche la passionalità, oltre che il saper fare, anche proprio uno ci mette del sentimento proprio. Certo, voi date un'anima a questi costumi, questo va detto perché sono opere d'arte, c'è tutta la vostra maestria, originalità, creatività, quindi va oltre quello che è un vestito, un costume così in senso stretto, c'è molto di più, voi date veramente una... La differenza sostanziale è che un abito fa la storia di una persona, il costume invece parte da quello che era l'abito di un tempo e diventa la storia, diventa il personaggio, quindi il costume trasforma l'attore in un personaggio. Quindi posso citare Stefano Dionisi quando provammo i costumi del Farinelli, che vinse la nomination all'Oscar, il César, il Golden Globe, il David Donatello, ha vinto un sacco di premi anche per i costumi. Quando feci la prova lui stava zitto e proviamo questi costumi, il secondo, il terzo, il quarto, eccetera, e a un certo punto gli chiedo: Stefano, ma cosa ti sembra, come ti senti con questi costumi? Dice: guarda, prima cosa, non solo non ho mai indossato, ma non ho mai visto dei costumi così belli, ma soprattutto adesso che ho fatto la prova dei miei costumi ho capito chi era Farinelli, quindi sono entrato veramente nel personaggio completamente, e questa è una cosa che è proprio il traguardo che io mi pongo ogni volta, cioè far diventare il personaggio chi poi lo indossa e aiutarlo a entrare nella vita di chi deve poi lui come attore, come interprete rappresentare. Certo, aiuta a entrare nello spirito appunto del personaggio che sta per appunto recitare. Allora, dottore, però ci sono anche gli accessori, le perle, ci sono orecchini, ecco, quindi c'è tutta una storia di Venezia. Le perle hanno capitoli di storia da raccontare, ecco, questi accessori invece come vengono abbinati? Ecco, devo dire che ho fatto un bellissimo lavoro, io ho una collezione, come dicevo, di più di 220 pezzi originali che vanno dalla fine del 500 agli anni 60 del Novecento, e per Lady Be Good di Gershwin, che è il musical che abbiamo fatto in Fenice anni fa, Lady Be Good è nel periodo fine degli anni 20 del Novecento, e questi originali che io ho da sera e da giorno anche, ma soprattutto quelli da sera, sono tutti con ricami di perline, tubini, e quindi ho riprodotto, perché chiaramente quelli originali sono impossibili da indossare, ho riprodotto, rifacendo tutti questi abiti che io ho, li abbiamo riprodotti per lo spettacolo, facendo e rifacendo tutti i ricami con le conterie di Murano. Quindi sono andato a recuperare tutte le perline, le conterie, i tubini e tutte le canottiglie che producono appunto a Murano, e con dei ricamatori abbiamo rifatto questi abiti che sono stati assolutamente stupendi, perché poi tra l'altro avere gli originali e avere le copie rifatti oggi uguali con i materiali veri uguali
diventa anche questo un fatto molto bello, aver recuperato una certo. fetta di storia. Tra l'altro un paio di anni fa proprio le perle di Murano sono state incoronate patrimonio dell'umanità. Tutto dà una grande soddisfazione, anche se non è direttamente mia, è un lavoro che può dare veramente tante soddisfazioni. Certo, alla base l'amore, la passione, come sta dicendo lei, quindi ci portano a queste creazioni. I giovani, lei ha già fatto questo passaggio, ecco, sono attratti, mi pare, che seguono, Sì, insomma, questa... sì, ce ne sono, Sì, ce ne certo, non sono, tutti. insomma, ecco. Anche chi ha magari una passione per il Sì, costume, magari ama di più il disegno, fare i figurini, cioè una cosa più distaccata e meno di laboratorio, tra virgolette, nel senso di inoltrarsi più su quello che è la lavorazione poi. Però il bello è proprio che molti giovani capiscono che questa può essere anche uno sfogo di lavoro non certo. indifferente. Oggi che non c'è più proprio questo grande desiderio di avere il posto fisso, no? In Sì, sì, comune sì, sì, o al catasto, perché certo. così si sta bene e basta, in realtà vogliono delle cose più interessanti che toccano di più la cultura, hanno una sfaccettatura proprio di interessi maggiore che si scoprono perché ci vuole andare a conoscere la storia, a Certo, conoscere le abitudini, le attitudini, cioè i materiali, quindi c'è tanto da tante scoprire e da materie, vedere. tanti aspetti da conoscere e da studiare, come Esatto. sta Poi sottolineando non lei. dimentichiamo, non dimentichiamo, io ho fatto Mm, anche Outlander in Scozia, questa serie che continua mm, tutt'oggi, presa dai libri della Galbaldon, che sono ambientati prima 45 dopoguerra e poi invece diventano tutti del Settecento. Questi abiti, siccome eravamo in Scozia, oltre ai materiali scozzesi, c'era un reparto alla produzione che doveva invecchiare, mm, sporcare, mm, rompere, trattare, patinare tutti questi costumi che venivano realizzati. Perché? Perché anche questo è un mestiere molto particolare e difficile, che bisogna avere anche qui una grande abilità, mm, perché con dei materiali, pitture, delle patine, mm, bisogna andare a dare la sensazione del patinato, dell'usato. mm, E poi tra l'altro anche qui c'erano molti momenti di battaglia, quindi costumi che dovevano essere macchiati di sangue mm. e sporcati, per cui anche questo diventa una sfaccettatura del mestiere e quindi diventa un'arte anche quella che serve avere anche appunto una manualità artistica non indifferente. Certo. Veramente la Certo, ringraziamo di cuore di questa sua intervista, costumi simbolo della storia di Venezia, quintessenza di quello che è stata certo. la grande Serenissima che ancora insomma respiriamo questa aria attraverso queste opere d'arte perché non sono ecco, costumi E la ecco, mia resistenza a eh, rimanere a Venezia sì. e avere questa cosa questo mio principio di poter portare appunto Venezia nel mondo. Certo, e noi la ringraziamo per questa missione e per questa passione che sentiamo e con lei ci siamo anche noi, che vogliamo portare Venezia nel Grazie. mondo.